Intanto Marco Gobbo 58,39 al passaggio più veloce davanti a Marco Petrin, specialista del nuoto di fondo, l'atleta del Veneto Banca Montebelluna. Il raffronto è diretto con Zaccaria, che aveva virato in 58,68 ai 100 metri. Sicuramente si inserirà nella classifica di questa seconda serie assoluta dei 400 stile libero maschili. Marco Gobbo ancora avanti, 2.00.45, Petrin dietro di lui a 48 centesimi, 2.00.93, poi Calzavara 2.01.60. Il passaggio di Zaccaria nella batteria precedente a metà gara era stato di 2.00.99, quindi sarebbe proprio in linea con Gobbo e Petrin nelle prime posizioni. Andiamo a vedere i 2.50 con Marco Gobbo ancora avanti, 2.38.31. Petrin si porta avanti 3.02.88, fa valere le sue doti di fondista per cambiare passo negli ultimi 100 metri di gara, quelli che mancano alla conclusione della seconda serie. Intanto la partenza. In corsia 1 Michele Cosentino, circolo Canottieri Aniene, in 2 Tommaso Vio, Plentin Veneto, in corsia 4 Luca Baggio, Fiamme Azzurre, in 5 Nicola Bolsonello Carabinieri, in corsia 6 Nicola Scarlo Righetto, Polisportiva Noale. Questi gli atleti alla partenza. Tra breve completeremo questa presentazione e poi vi parleremo un po' di loro strada facendo durante i loro 400 metri. Nello sprint finale Marco Petrin avanti, che va al tocco conclusivo in 4.03.93, si deve inchinare al 4.03.04 di Roch Zaccaria, che dunque rimane al comando della classifica. Petrin secondo nella classifica generale, vince comunque questa serie 2 con 4.03.93 responso ufficioso. E allora intanto si preparano gli atleti della prima serie: Michele Cosentino in 1, Tommaso Vio in 2, in corsia 4 Luca Baggio, in 5 Nicola